Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Inquirenti sul luogo dove si è consumata la violenza ai danni di una tredicenne. Intanto il presunto autore della violenza non ha risposto alle domande del magistrato. Il GIP del Tribunale di Cosenza ha convalidato il fermo. Si è costituito l'autore dell'accoltellamento avvenuto sabato scorso a Vibo. Si tratta di un ragazzo quindicenne di nazionalità romena con gravi disturbi del comportamento. 2 minorenni sono stati fermati dalla polizia e condotti in una comunità di recupero. L'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti davanti alle scuole di Cosenza. Secondo giorno di inferno per gli automobilisti cosentini costretti a seguire percorsi alternativi dopo l'avvio dei cantieri per la metro in Viale Parco. Le strade più trafficate via Popilia e via 24 Maggio. Una fiaccolata a Cropani in ricordo di Raffaele Gnutti, 18 anni, morto a seguito di un incidente sulla 106, è la 17ª vittima dall'inizio dell'anno in quella che viene definita la strada della morte. Potrebbero esserci presto delle novità per l'inchiesta avviata alla Procura di Castrovillari all'indomani della tragedia del Raganello. Il commissario di Calabria Verde Marigiò ha incontrato i cittadini che risiedono nella zona attraversata dal torrente Budello a Gioia Tauro. Possibile a breve una bonifica della zona. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura. Torniamo ad occuparci della violenza sessuale ai danni di una tredicenne avvenuta a Cosenza. Per il presunto autore, lo ricordiamo, il GIP ha convalidato il fermo. Intanto gli inquirenti sono tornati sul luogo dove si è consumata la violenza. Sentiamo Anna Franchino. Questo è il luogo dove è accaduto tutto in pieno giorno, in una calda giornata dei primi di settembre, qui in questa stazione a Cosenza poco affollata. L'orco, un 41enne sorvegliato speciale con precedenti per rapina e furto, che trova riparo insieme ad altri clochard nei sotterranei della stazione di Vaiolise, ha visto i giovani su un autobus di linea. Lui, secondo il racconto dei testimoni, era alticcio e maleducato nei confronti di altri passeggeri. Poi ha rivolto attenzione anche ai 2 giovani protagonisti della vicenda, ma giunti al capolinea sembrava che tutto dovesse finire lì e invece il 41enne li ha seguiti fino alla biglietteria dove i 2 ragazzi stavano comprando i ticket per raggiungere il fidanzatino della tredicenne a Paola. Li ha afferrati da un braccio e minacciandoli li ha costretti a seguirlo giù per questa discesa che porta nei sotterranei. Aveva addirittura le chiavi del cancello e qui in questi meandri bui si è consumata la violenza. Il ragazzino di 17 anni è stato costretto ad assistere agli abusi e nel racconto reso agli inquirenti in lacrime ha raccontato quegli attimi di terrore e violenza. L'unico gesto che ha potuto compiere è stato quello di stringere la mano dell'amica tredicenne mentre l'orco abusava di lei. Al termine dello stupro avrebbe detto alla ragazza di ricomporsi, ma nel frattempo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, allertata dal fidanzato della tredicenne, che era riuscito a carpire l'SOS da una telefonata fugace a cui la ragazzina ha risposto prima che il cellulare le venisse sequestrato dal violentatore. I militari lo hanno arrestato e il GIP ha deciso per la convalida. Lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, proclamandosi innocente, ma le indagini proseguono. Il racconto dei 2 giovani è al vaglio degli investigatori che in queste ore stanno ascoltando ulteriori testimoni per aggiungere nuovi particolari ad una torbida vicenda che segnerà per sempre la vita dei 2 minorenni. Ma com'è possibile che un fatto del genere sia avvenuto in pieno giorno, in questo luogo un tempo sorvegliato ed oggi abbandonato a se stesso? Com'è possibile che l'orco abbia trascinato i 2 giovani fin qua giù e nessuno si sia accorto di nulla? Certo, si spiega in un solo modo. Un tempo quest'area della città poteva puntare sulla vigilanza H24, oggi è un luogo in balia dei balordi. Si è costituito il quindicenne di nazionalità romena con gravi disturbi del comportamento che nella tarda serata di sabato ha accoltellato un ventenne a Vibo Valentia.
Siamo dinanzi all'ingresso di Villa Gagliardi, uno dei grandi parchi che caratterizzano la città di Vibo Valentia, luogo ovviamente di ritrovo di tanti giovani. È qui che l'altra notte si è consumato un agguato inspiegabile, senza che ci fosse alcun motivo, teso da un quindicenne di nazionalità romena a due ventenni che nella notte tra sabato e domenica stavano tornando a casa al termine della serata trascorsa con gli amici proprio qui, a Villa Gagliardi. All'improvviso e senza un ragionevole motivo, il quindicenne li ha aggrediti con un oggetto appuntito fino a quando non è stato messo in fuga dall'intervento di passanti. Immediatamente allertati, i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le ricerche, considerato che il giovane romeno non ha fatto rientro a casa dopo il fattaccio, rendendosi irreperibile. Un accerchiamento che lo ha convinto questa notte a costituirsi ai carabinieri del comando stazione di Vibo Valentia. Evidentemente provato dagli eventi, braccato ed impossibilitato a fare rientro a casa per la costante presenza di uomini dell'arma, anche in abiti borghesi per strada, ha preferito rinunciare alla fuga. Come spiegato dalla madre, subito contattata dai militari, il ragazzo soffre di gravi disturbi del comportamento. A conferma di ciò, il fatto che lo stesso ragazzo, domenica mattina, mentre proseguiva la sua fuga, braccato dai carabinieri, sempre in città, si è reso responsabile di un'ulteriore aggressione ai danni, in questa circostanza di un tredicenne. Il giovane romeno risponderà di lesioni ed a seguito delle formalità da espletare in caserma è stato riaccompagnato a casa ed affidato temporaneamente alla madre, in attesa di poter essere accolto e preso in cura da una struttura di sostegno adeguata alle sue problematiche comportamentali. La realizzazione della metro leggera a Cosenza, secondo giorno difficile per gli automobilisti costretti a seguire percorsi alternativi dopo l'avvio dei cantieri su Viale Parco, e questa mattina traffico in tilt. Favorevoli e contrari, i cittadini sono divisi sulla realizzazione della metro tranvia. A 4 giorni dalla chiusura di una delle carreggiate siamo tornati a vedere cosa ne pensa la gente e soprattutto i commercianti della zona che si dicono penalizzati dalle scelte assunte. Per me va bene, va benissimo. Quindi lei è d'accordo sui lavori della metro tranvia? Sono d'accordissimo. Effettivamente c'era già il tracciato qui, se avevano queste idee c'era un gran lavoro che si era risparmiato, invece in questo caso assolutamente no. Ne avremo dei benefici. Cammineremo tantissimo perché questo qui sarà un parco bellissimo, ho visto i progetti, quindi vado contro tutti perché tutti si lamentano, però come la stessa cosa su Corso Mazzini, Piazza Fere, si sono lamentati tutti, però adesso è un bellissimo posto dove tutti quanti la sera andiamo a camminare e a divertirci, quindi perché sempre vedere il lato brutto? Secondo me il sindaco sta facendo una cosa bellissima, Cosenza sta diventando un paese europeo, come è giusto che sia, poi abbiamo i fondi e noi dobbiamo usufruire, assolutamente sono per i cambiamenti. Poi sapere la perdita e già siamo all'80% di perdita. Fuori ieri ho dovuto andare alla cisterna via perché non c'è andata la merce per scaricare. Al bar rendetevi conto voi. Non passa più nessuno. Noi purtroppo da stamattina se abbiamo fatto 10 caffè sono molti. Io la vedo nera perché così io ho 3 operai. Ma posso tenere un operaio fuori, vedete voi? Va? E da stamattina che cosa? Ci ha licenziato? Sì, per forza. Altre 3 famiglie che se ne vanno a casa. Ma pure noi stessi. Un'attività, se non andrà gente, che vai a fare? Io sono stato uno dei primi firmatari a Corso Mazzini della sua petizione, della sua raccolta firma contro la metro. Io voglio sapere adesso per quale motivo ha cambiato idea. In questo momento non sono d'accordissimo perché io ho aperto da poco, quindi mi sono avviato, però in questo momento non so la fine che faremo. Quindi non sono... I clienti hanno difficoltà a raggiungere? Molta difficoltà perché se prima arrivavano potevano trovare in qualche modo il parcheggio, adesso hanno tanta difficoltà. Io molto probabilmente mi devo spostare di qua perché un cliente che viene da me, non è questione che io pretendo che il cliente venga nel negozio con la macchina, però deve avere almeno la comodità di usufruire la città che anche se si ferma a 200 metri però può venire senza problemi, quindi qui ci ha paralizzato e quindi tutte le attività qui non c'è una persona che è contenta, ma oltre alle attività io vedo che anche le persone che vivono intorno a questa cosa che ha creato vedo che sono tutti quanti scontenti. Il traffico oggi è scorrevole, ma sulle strade alternative la situazione è più complicata. Ecco via Popilia,
mentre qui siamo su via 24 maggio. La domanda frequente è: cosa accadrà all'apertura delle scuole? Intanto gli operai continuano a transennare e bimbi e padri usufruiscono del verde per passeggiare in bici o portare a spasso i cani. Quando ci sono nuovi provvedimenti si dimentica il traffico del passato additandolo quasi al nuovo provvedimento, quando in realtà comunque nelle ore di punta Viale Parco aveva gli stessi tempi di percorrenza di oggi. L'utente automobilistico ha una sua mappa mentale che appena gli si cambia lo si scombussola. Appena imparerà il nuovo percorso o come arrivare a un determinato punto, si renderà conto che la tempistica è identica al passato. Quando a sua volta invece ci sarà la nuova viabilità alternativa, che si stima in circa 2-3 mesi dalla parte di Via Reggio Calabria, ma per intenderci, i tempi di percorrenza dovranno diminuire sicuramente ancora di più. A Cropani adesso fiaccolata in memoria del giovane Raffaele Gnutti, morto in un incidente stradale avvenuto ad agosto sulla statale 106. 17 le vittime dall'inizio del 2018 sulla pericolosa arteria calabrese. Raffaele Gnutti, di 18 anni, è una delle 17 vittime agli incidenti avvenuti sulla statale 106 dall'inizio dell'anno. L'immagine del suo scooter accartocciato è l'emblema della tragedia che si consuma sull'arteria che scorre lungo la costa ionica calabrese. Asfalto bagnato di sangue, di giovani, figli, padri e madri. Una strage diluita nel tempo che non fa più notizia o scalpore. Ci si è assuefatti al dolore che colpisce le comunità calabresi, costrette a richiamare l'attenzione sulla pericolosità della strada con iniziative come quella organizzata a Cropani. Raffaele era un ragazzo amato dalla gente che gli ha dedicato la fiaccolata per le strade del paese. Era sullo scooter a pochi metri da casa sua quando un'auto lo ha urtato facendolo finire fuori strada. L'associazione Basta Vittime sulla 106 e il Forum delle Associazioni Cropanesi hanno voluto ricordare il 18enne scomparso nel mese di agosto e tutte le vittime della statale. Un corteo silenzioso e partecipato, organizzato con la speranza che le luci delle fiaccole riescano a illuminare la coscienza di chi guida e percorre la strada, ma anche la coscienza delle istituzioni e degli enti che dovrebbero provvedere a renderla più sicura. Nell'ambito delle attività di monitoraggio programmate sul viadotto Cannavino lungo la statale 107 Silana-Crotonese è stato installato un ulteriore sistema di monitoraggio ed integrazione di quello esistente in funzione H24. Il sistema, in caso di vibrazioni o cedimenti eccessivi della struttura registrati dai sensori in monitoraggio continuo, consente l'accensione immediata della luce rossa sulle lanterne semaforiche installate agli ingressi del viadotto, impedendo in tal modo il transito di qualunque mezzo di trasporto sul ponte e sul viadotto Cannavino. Sono stati completati gli interventi di prima fase che hanno mirato a migliorare il transito, eliminando gli avvallamenti presenti sulla soletta e riducendo le vibrazioni subite dalla struttura al passaggio dei mezzi pesanti. L'intervento di seconda fase, per un importo complessivo di 4 milioni di euro, prevede l'adeguamento sismico della struttura e avrà inizio nei primi mesi del 2019 con una durata massima di 8 mesi, così come esposto in sede prefettizia. Quasi 10 secoli di carcere sono le richieste della DDA di Catanzaro contro gli 85 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo scaturito dall'operazione Giorni, con cui nel maggio del 2017 fu inferto un duro colpo alla Cosca Arena di Isola Caporizzuta e fatta luce in particolare sugli interessi sul centro d'accoglienza Sant'Anna, tra le più grandi strutture per migranti in Europa. Per l'ex governatore della Misericordia di Isola, Leonardo Sacco, è stata chiesta una pena a 20 anni di reclusione. E adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Incendio nel centro storico di Cosenza, tragedia Schiorati. I vigili del fuoco hanno salvato 2 fratelli, di cui uno invalido, che vivono nello stabile interessato dal rogo. All'origine dell'incendio una candela lasciata accesa. Colpisce il figlio alla nuca con un oggetto contundente. I carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato un uomo di 79 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del figlio invalido. I carabinieri hanno accertato che le violenze andavano avanti da anni. Spacciavano nei pressi di una scuola. La squadra mobile di Cosenza ha eseguito un'ordinanza di applicazione del collocamento in comunità a carico di 2 minori ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e anche uno solo dei 2 di estorsione.
Due ragazzini di 12 anni costretti a baciare i piedi ad un loro coetaneo dopo una lite. L'episodio, denunciato dal garante per l'infanzia marziale, sarebbe accaduto a Tropea. I due bambini sarebbero stati costretti al gesto di umiliazione da un padre che avrebbe preso a pugni e calci un genitore sceso in strada a difendere suo figlio. Tentano il furto sfondando con l'auto la sala cinesca di un bar, è accaduta a Castrolibero nel Cosentino. L'allarme scattato nel locale ha messo in fuga 4 malviventi. La vettura con cui hanno tentato il colpo è stata poi ritrovata poco lontano dalla zona. Appicchiato e minacciato di morte l'ex convivente e la figlia minore, un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia a Crotone. La donna si è difesa utilizzando lo spray al peperoncino. Un aereo con 157 passeggeri a bordo diretto a Malpensa è stato costretto a rientrare all'aeroporto di Lamezia dopo che un volatile è stato risucchiato da uno dei motori del velivolo. Non si registrano danni per i passeggeri, solo tanta paura e disagi per il ritardo. La tragedia del Raganello, potrebbero esserci presto novità nell'inchiesta avviata dalla Procura di Castrovillari. La tragedia del Raganello sta vivendo una fase molto calda sul fronte giudiziario. Dopo i numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dalla magistratura di Castrovillari, adesso sembra essere tutto più chiaro, quantomeno sul fronte delle responsabilità presunte. Il procuratore Facciolla ha sulla sua scrivania i report dettagliati delle perizie e non è escluso che nelle prossime ore l'inchiesta possa conoscere un primo passaggio significativo. Infatti, secondo quanto si è appreso da ambienti giudiziari, potrebbero essere emessi numerosi avvisi di garanzia nei confronti di quanti avevano la responsabilità di controllare e non lo hanno fatto. A distanza di quasi un mese dal dolore che ha colpito una delle aree più gettonate del turismo calabrese, dunque arrivano le risposte ai tanti perché posti dall'opinione pubblica all'indomani della tragedia. Del resto, lo stesso procuratore Facciolla, nelle ore successive al doloroso evento, ha detto chiaramente che il suo ufficio avrebbe messo in atto tutte le iniziative di indagine per giungere alla verità. Ebbene, l'impegno è stato mantenuto, se è vero che ci saranno novità nelle prossime ore. A Gioia Tauro invece incontro tra cittadini e Calabria Verde, programmati interventi per la bonifica del torrente Budello. Qualche giorno fa un sit-in di protesta organizzato dai residenti del quartiere Fiume a Gioia Tauro, i quali chiedevano la pulizia del torrente Budello. Ieri l'incontro tra il generale Aloisio Marigiò, commissario straordinario dell'azienda in-house della regione Calabria Verde, e una delegazione dei cittadini del rione gioiese. Il commissario si è voluto rendere conto delle lamentele della gente visionando il torrente di persona e successivamente ha illustrato ai residenti come si interverrà sul fiume. Dall'estirpazione della vegetazione di tipo tropicale cresciuta ormai ai lati del Budello, ai detriti presenti nel letto del corso d'acqua che dovranno essere rimossi. Un intervento che non sarà affatto semplice, non tanto per una questione di risorse economiche, si parla di 10-12 mila euro previsti, quanto per un fattore prettamente tecnico-logistico in alcuni punti. Infatti è praticamente impossibile entrare con i mezzi meccanici, non essendoci più lo scivolo che c'era un tempo. Prima che venissero edificati gli alti e possenti muri di contenimento, mentre per farsi spazio si procederà dunque, come fatto sapere dai tecnici di Calabria Verde, con l'impiego di una trinciatrice che abbia un braccio meccanico in grado di raggiungere i punti più inaccessibili. Gli abitanti del rione, ansiosi dell'intervento, aspettano al più presto l'avvio dei lavori. L'arrivo dell'autunno è imminente e la paura di nuove piogge è sempre più forte. L'inondazione del 2010 è ancora presente nei pensieri dei residenti del rione Fiume. Carenza idrica nei comuni dell'Alto Ionio Cosentino. La CIA Calabria Nord stigmatizza il comportamento dei vertici del consorzio. Carenza idrica nei comuni della Sibaritide. Ancora una volta la CIA Calabria Nord punta l'indice sulla dirigenza del Consorzio dei bacini dello Ionio Cosentino. Da tempo gli agricoltori evidenziano i disagi causati al comparto dalla persistente carenza idrica. Il 27 luglio scorso la manifestazione alla quale hanno aderito diversi sindaci dell'Alto Ionio Cosentino, una mobilitazione, ricorda la CIA, che ha portato al risultato dell'aumento della portata idrica per il comprensorio grazie all'intervento del presidente Olivetti
Oliverio sull'autorità di bacino che governa l'impianto. L'Arcia Calabria Nord fa sapere che continuerà a vigilare e a sollecitare la definitiva soluzione del problema con la realizzazione del raddoppio della condotta adduttrice, ma intanto contesta una delibera che, sembrerebbe, preveda un esborso di alcune centinaia di migliaia di euro, oltre alla trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato di una funzionaria del consorzio stesso. La CIA Calabria Nord stigmatizza dunque il comportamento dei vertici del consorzio che, sottolineano gli agricoltori, noncuranti del momento di particolare situazione di crisi delle aziende agricole, tartassate da continue ed esose cartelle consortili, continuano a perseguire interessi che nulla hanno a che vedere con il mondo agricolo. La CIA Calabria Nord chiede dunque al Presidente Oliverio, al Dipartimento Agricoltura e al Collegio dei Revisori di determinarsi per l'immediato controllo della correttezza e trasparenza dell'atto deliberativo che si vuole adottare, sottolineando inoltre la necessità di aprire una nuova stagione di riforma dei consorzi di bonifica in Calabria con la modifica della legge 11 del 2003. Non ci sono buone nuove riguardanti il porto di Gioia Tauro. La riunione romana infatti non ha offerto soluzioni ma solo un nuovo termine. Nulla di fatto nella riunione romana tra i sindacati, il governo e l'azienda sulle problematiche del porto di Gioia Tauro. 20 giorni per ragionare, gli stessi chiesti dal terminalista MCT per dare le prime risposte sulle questioni. Questo l'esito dei 2 diversi incontri al tavolo romano convocati per ieri pomeriggio dopo lo sciopero di 3 giorni proclamati ad agosto da CGIL, CISL e SUL. La riunione ha avuto un carattere meramente interlocutorio con i sindacati che hanno però posto delle problematiche per precise soluzioni a partire dagli investimenti che non risponderebbero alla reale necessità di ammodernamento dello scalo gioiese. Nel frattempo la scelta del Ministero delle Infrastrutture di ribaltare la scelta del governo precedente sull'autorità di sistema con Gioia Tauro al centro di questa integrazione tra porti siciliani e calabresi sta creando più di una critica, vista l'ultima scelta del Ministro delle Infrastrutture pentastellato Danilo Toninelli. La notizia è la nascita dell'autorità portuale dello Stretto di Messina, che un tempo doveva inglobare anche l'autorità del porto di Gioia Tauro ed essere quest'ultimo perno e guida di questa nuova integrazione. L'ex governo con a guida il ministro Graziano Del Rio aveva infatti posto al centro lo scalo gioiese, facendo ruotare intorno ad esso i porti siciliani di Messina e Milazzo e quelli calabresi di Villa San Giovanni e Reggio. Un'idea rimasta solo sulla carta, visto la scelta attuata da Toninelli. La guida calabrese aveva creato forti mal di pancia ai siciliani ed ecco arrivare la nascita dell'autorità dello Stretto di Messina. Da Roma fanno sapere che questa scelta va nella direzione di tutelare e valorizzare le peculiarità dello Stretto di Messina, un territorio altamente svantaggiato e attraversato ogni giorno da tantissimi passeggeri, molti dei quali pendolari. A queste persone è giusto dare un servizio di trasporto adeguato e per questo è emersa la necessità di dotare la zona di un'autorità di sistema portuale ad hoc. Buone notizie invece per il trasporto aereo. La SACAL, infatti la società di gestione degli aeroporti calabresi, ha raggiunto accordi con Alitalia e con Ryanair rispettivamente per gli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. L'intesa con Alitalia prevede l'intensificazione dei collegamenti gestiti dall'Alitalia da Reggio Calabria per Roma e Milano. Per quanto riguarda invece l'aeroporto di Crotone, lo scalo che avrebbe dovuto chiudere il 31 ottobre alla scadenza dell'accordo con Ryanair resterà aperto grazie all'accordo raggiunto dalla SACAL con la compagnia irlandese. Un protocollo per il benessere psicologico degli studenti è stato firmato tra il Comune di Cosenza e l'Unical. L'amministrazione comunale di Cosenza e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università della Calabria hanno firmato un importante protocollo d'intesa per avviare un osservatorio sul benessere psicologico nelle scuole. La nostra è una intesa che vuole soprattutto rivalutare e valutare bene il ruolo formativo degli insegnanti, che in questo momento che stiamo attraversando di una società che è sempre in movimento e sempre in cambiamento, e questi ragazzi la cui adolescenza, l'età dell'adolescenza inizia sempre prima, ebbene si pongono dei problemi che non sempre la scuola può essere pronta a rispondere.
Il benessere bambino significa anche trasformare nella scuola l'istruzione, proprio l'istruzione, non ho paura di dire questa parola che pare sia diventata una cenerentola, l'istruzione in qualcosa di piacevole. Anche in questo noi chiediamo aiuto all'università. Saranno anche attivati progetti di ricerca con la finalità di creare il benessere psicologico dei ragazzi, anche attraverso la formazione specifica dei docenti. Noi lavoriamo sulla formazione dei docenti perché noi riteniamo che loro debbano lavorare, debbano essere i protagonisti del cambiamento, i protagonisti appunto della promozione del benessere, e poi è chiaro che c'è una ricaduta molto evidente sui bambini, sui ragazzi e anche sui genitori. Lo spettacolo tutto pronto a Castrolibero per 3 uomini e una seggia, l'esilarante spettacolo in programma venerdì 14 settembre, in scena Antonio Filippelli, Elisiano Sposato Junior e Roberto Giacomantonio, e 3 sono parte integrante della Terra di Piero, associazione cosentina che da molti anni si prodiga in progetti rivolti al sociale. Il lupo è solo uno dei personaggi di 3 uomini e una seggia, spettacolo comico ideato, scritto, diretto e interpretato da Antonio Filippelli, Elisiano Sposato Junior e Roberto Giacomantonio, in scena venerdì all'Anfiteatro Thieri di Castrolibero. La sesta replica, 3 uomini in una seggia, con Antonio Filippelli e Elisiano Sposato Junior. Noi siamo felicissimi di fare la sesta replica, ma siamo felicissimi di farle per la Terra di Piero. Sono degli sketch che fanno ridere e fanno riflettere come tutte le nostre cose, e sono 2 ore dove impersoniamo personaggi sempre diversi. Molto faticoso, molto bella e molto significativa. Vuoi farcene un pezzettino, magari del lupo? Un lupo rosso blu. 3 uomini e una seggia a Castrolibero Anfiteatro si apre in musica. Apriamo con Antonio Toti De Rose, i 2 compari avranno l'onore e il piacere di condividere e di aprire questo bellissimo anfiteatro, che è un'emozione bellissima perché tu hai davanti tutta una marea di gente che ha solo voglia di divertirsi e di star bene insieme a noi. C'è lo spettacolo, dietro però ci sono dei progetti importanti in Africa e in Italia. Sì, mi piace innanzitutto parlare dello spettacolo, che è bello, è esilarante, io l'ho visto 5 volte, quindi sono testimone oculare, ci sono i cantanti che sono davvero molto bravi. È uno spettacolo bello che dà la possibilità a chi verrà a vederlo di passare 2 ore in grande spensieratezza, con qualche momento anche qualche spunto di bella riflessione sociale. E poi c'è i progetti della Terra di Piero che andranno ad essere rimpinguati anche da questo spettacolo. Il primo progetto è in Namibia, dove partiremo il 28 ottobre, andremo a costruire un parco giochi accessibile ai bambini disabili, esattamente come quello qua a Cosenza e come quello che abbiamo costruito in Tanzania e in minima parte anche in Madagascar. Andiamo a migliorare un poco la qualità della vita dei bambini namibiani, soprattutto quelli in carrozzina o comunque disabili. Andiamo a dare un diritto, che è il diritto al gioco, che purtroppo è negato in quei posti, purtroppo anche con altri diritti come la nutrizione e l'istruzione. E in più andiamo a migliorare anche il Parco Piero Romeo, installando dei pannelli dove i bambini possono andare a fare le foto con i loro cartoni animati preferiti. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovate al meteo. La rimonta temporanea di un promontorio anticiclonico africano tenderà a rendere più stabile il tempo sulla nostra regione sino a giovedì, quando, a partire dalla tarda serata, sembra possibile un peggioramento causato da una debole perturbazione atlantica che porterà nuove piogge sulla nostra regione. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Mercoledì, ancora nella notte a cavallo con martedì, possibilità di brevi rovesci sul basso Tirreno, che potrebbero localmente interessare le relative coste. Durante la giornata sereno poco nuvoloso con possibilità di qualche fugace rovescio su Serre Vibonesi e Espromonte. Temperature grossomodo stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Mercoledì, Mar Tirreno poco mosso, Mar Ionio mosso, vento del regime di brezze a tratti moderati sul Cosentino, prevalentemente dei quadranti settentrionali moderati sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.